Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora confessiamo che non siamo particolarmente appassionati di questo risico delle dimissioni, chi va, chi resta, chi resiste, il braccio di ferro e l'eterno retroscenismo in cui si esercitano i giornaloni di oggi, in gran parte tutti in fregola per la vittoria del fronte del no. Intendiamoci, capiamo perfettamente la ratio delle dimissioni del capo di gabinetto Bartolozzi, che con certe uscite si era autocollocata formalmente fuori dal ruolo di un capo di gabinetto. Capiamo perfettamente la ratio delle dimissioni del sottosegretario Del Mastro, che poneva, crediamo, al di là della sua volontà, ma aveva accumulato una serie di argomenti di oggettivo imbarazzo politico insostenibile. Capiamo la richiesta che c'è sul tavolo da parte della Premier di dimissioni del ministro Santanchè, che anche è una affair che riguarda anche una faida interna a Fratelli d'Italia, come dire, che ci entusiasma poco, ma capiamo tutto questo. Dopodiché auspichiamo anche che non prenda piede una sorta di furore giustizialista per cui il centrodestra inizia a ragionare come il Movimento 5 Stelle, cioè che basta un'indagine, un rinvio a giudizio, non una colpevolezza definitiva, caso Ilaria Salis, per fare un esempio, che ha delle condanne definitive in Italia, ma che basti un'indagine per stroncare una carriera o dei ruoli politici. Ecco, non vorremmo il centrodestra introiettasse l'alfabeto del Movimento 5 Stelle, non ci sembra una grande lezione post referendum. Al di là di questi tre casi che, ripetiamo, politicamente comprendiamo appieno, ma non pensiamo il centrodestra debba ripartire solo da queste manovre difensive politichesi. Il centrodestra dovrebbe, deve e auspichiamo lo farà, ripartire da se stesso, cioè usare questo ultimo scorcio di legislatura per fare davvero il centrodestra fino in fondo, a partire dalla questione fiscale, una delle due o tre per cui esiste qualcosa come il centrodestra nel panorama politico italiano, no? Fin dal 1994. Sulla questione fiscale si è fatta una lodevole manutenzione, si è arrestato un saccheggio che era la parola d'ordine dei governi sinistrorsi, si è dedicata un'attenzione lodevole ai ceti medio-bassi. Serve un grande messaggio al ceto medio adesso, un grande taglio di tasse al ceto medio, che è quel popolo diffuso del centrodestra che non è stato peraltro interamente convinto sul sì, non in tutti i territori, non in tutte le sue potenzialità. Un abbozzo della rivoluzione fiscale, ora o mai più. C'è poi l'altro grande fronte, l'altra grande constituency di qualcosa come il centrodestra, il binomio sicurezza-immigrazione. Anche qui lodevoli battaglie, sul modello Albania si è vista la palese torsione ideologica dell'azione di certa magistratura. Peggio ci sentiamo cosa succederà adesso, dopo che si sentono i signori del paese, quelli che saltano urlando chi non salta Meloni è. Proprio per questo anche qui bisogna andare oltre il modello Albania, oltre una gestione a valle dei flussi dell'immigrazione incontrollata, tornare a discutere a monte il modello di immigrazione incontrollata. Sì, anche riprendendo lo spirito di quella che era la politica dei porti chiusi quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno, che era un tentativo di agire a monte, cioè di mettere in discussione l'automatismo dell'immigrazione incontrollata e dell'incentivazione del traffico di esseri umani. Anche qui sarebbe un grande segnale al popolo diffuso di centrodestra. E poi non perdere di vista quel dettaglio che dettaglio non è, geopolitico, geografico e politico. Quell'Italia che ha votato sì, che corrisponde alla locomotiva produttiva del paese, che spesso è stato anche all'avanguardia politicamente, vedi il passaggio da prima a seconda repubblica. Non vogliamo riproporre il ricordo dell'esperienza politica umana di Umberto Bossi, ma spesso il nord produttivo ha segnato anche percorsi anticipatori dal punto di vista politico. Non perdere, guardare la cartina e ricordarsi che c'è un pezzo di paese in controtendenza con i signori del no ed è il pezzo di paese che fa sì che esista economicamente un paese. Se il centrodestra riparte da queste direttrici,
fa se stesso e può fare una fine legislatura all'insegna dell'accelerazione. Se si gioca solo in difesa, si potrebbe riuscire nel miracolo di dare un senso all'accozzaglia Elli Giuseppi, ma non vogliamo assolutamente crederci. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.